Un nuovo abito per la statale 586 sarà pronto prima dell'inverno. Lo sta confezionando ANAS, con due interventi mirati per ripristinare una viabilità accettabile nella principale via di collegamento tra la Val d'Aveto e la Riviera. Il primo intervento, iniziato lo scorso 22 luglio, riguarda la riasfaltatura nel tratto tra Cabanne e Rezzoaglio, individuato come quello nelle condizioni peggiori. Il costo dei lavori è di circa 1.250.000 euro. La fine è prevista per il 14 settembre. Sempre a settembre dovrebbe iniziare la seconda tranche di lavori, un intervento da 6 milioni per risanare la sede stradale nel tratto tra Rezzoagli e Santo Stefano e di una parte della statale 654, quella che collega Rezzoagli e Piacenza. Non solo una riasfaltatura quindi, ma un intervento più invasivo, che riguarda tutti gli strati della pavimentazione stradale, e non solo quelli dove siano presenti buche o altri danneggiamenti. Questa tipologia di lavori richiede condizioni meteorologiche favorevoli, senza precipitazioni di alcun genere e con temperature superiori ai 7 gradi centigradi. Ne consegue che la data di fine intervento possa variare. Soddisfazione tra i sindaci dei comuni della Val d'Aveto, che si saranno adoperati per incalzare ANAS ad intervenire il prima possibile. Siamo riusciti a far partire i lavori di asfaltatura tra Cabanne e Resoaglio. Adesso devono ancora finire perché c'è stato il periodo delle ferie estive e poi abbiamo un ulteriore lotto, un bando di 6 milioni di euro già pronto per partire, quindi verranno messi a posto i vari cedimenti strutturali che la strada purtroppo ha avuto in questi anni di manutenzione provinciale, che non è stato fatto niente. Lavori che a mio avviso e non solo mio stanno facendo molto bene, perché il nostro problema è anche la qualità proprio dell'asfalto, in quanto nell'inverno con la neve, con gli sparti neve, se l'asfalto non è buono, l'anno dopo si è di nuovo nelle stesse condizioni. Ora, ci hanno assicurato che questo è un tipo di asfalto tipo che usano per le autostrade, per cui dovrebbe resistere agli sparti nevi e alle varie problematiche invernali.